Corto corto. Corto corto. Corto corto. Corto corto. Corto corto. Corto corto. Salotto di Mao. Adesso, come fossimo veramente in un grande teatro, una In grande super in kermesse, facciamo subito così al volo. È stata paziente e ha aspettato in piedi come il pubblico. Diamo il benvenuto a veramente al Roberta Ceretto. Welcome, benvenuta Roberta. Scusate, il traffico di Torino è sempre un tema da chi arriva dalla provincia. No, infatti dicevamo viva la provincia, perché poi affrontare il traffico dell'arrivo in città è mostruoso, No, e ti io rendi conto. ci metto 5 minuti per andare a lavorare, ma facendo 5 chilometri qua, e invece sono rimasta imbottigliata 1 ora e mezza da Moncaglieri fino a Valdofusi, quindi bon. No, ma poi questa è la Non è settimana. il tema, non facciamo polemiche. Non facciamo polemiche, perché chiaramente quando parli di traffico uno diventa subito nervoso, invece noi qua vogliamo farti rilassare, anzi Bene. siamo Di là contenti. si stanno rilassando già tantissimo. Lo so, ma è più forte di loro, perché questo è proprio un po' come possiamo, lo spirito dell'uomo, genius loci, che devi venire qui e svagarti un po'. In qualche modo possiamo dire che è stata l'arte, che di solito uno dice ecco poi si svaga, va a finire, invece è stata proprio l'arte che ti ha fatto trovare la strada giusta per intendere quello che era la tua missione anche rispetto alla tua famiglia. Mi riferisco chiaramente all'episodio che ho letto della Cappella delle Brunate, questo intervento che avete fatto negli anni 90, dove tu sei finita in questa situazione quasi per caso, no? Sì, io all'epoca avevo l'unico vantaggio rispetto ai miei parenti di parlare bene l'inglese, e quindi quando mio padre si è messo in testa che bisognava fare qualcosa su questo rudere che era in mezzo, mi presento perché non ho neanche detto chi ero, cosa facevo. La mia famiglia produce vino, quindi mi trovo più a mio agio dall'altra parte che non da questa a parlare di arte, però dal 99 nella realtà, soprattutto la sottoscritta, ha seguito diversi progetti legati all'arte contemporanea, perché ci siamo imbattuti in un primo progetto che ci ha catapultato, ma in maniera piuttosto pittoresca, colorata e impegnativa, nel mondo dell'arte contemporanea, perché da 0 a 1000 siamo passati da non sapere nemmeno dove fosse il museo d'arte contemporanea più vicino ad Alba ad avere un oggetto realizzato da Sol Hewitt in una vigna di Barolo, a 1,5 chilometri dalla civiltà, raggiungibile solo a piedi, e comunque lì è stata la scintilla. Mio padre è stato all'epoca quello che ha avuto il primo contatto con Sol e con David Tremlett, e non parlando inglese dice pensaci tu. Va bene, pensaci tu. Io però, come potete immaginare, non masticavamo d'arte, quindi seguo i lavori facendo di tutto, ma letteralmente anche andando a dipingere insieme a Sol e a David, e di lì è cambiata la mia vita, perché io mi ero già immaginata un percorso universitario, ho studiato letteratura inglese, nello specifico una cosa che quando lo dico la gente mi guarda con stupore, perché credo siamo in 3 in Italia, sudafricano, letteratura inglese sudafricana, ma più che altro perché all'epoca Palazzo Nuovo, io spero che abbiano risolto le tematiche, ma se volevi laurearti in inglese passavi a laurearti a 40 anni, invece letteratura sudafricana nessuno la sceglieva. La fortuna era che ci fosse un professore straordinario come Claudio Gorlier, e quindi mi sono innamorata di lui e mi sono innamorata di questa materia. Bene, parlavo bene inglese e mi sono trovata su questo lavoro, scoprendo attraverso le domande che ingenuamente sia Sol che David mi ponevano che io
come spesso accade nelle attività di famiglia, ero stata una enorme ingrata e non mi ero neanche mai posta la domanda di dove andasse, che cosa facesse mio padre nella sua giornata, o se il lavoro che faceva lui poteva essere qualcosa di interessante. E lì ho iniziato a capire che veramente c'era anche spazio per me, che probabilmente avevo scelto una materia così assurda perché non volevo lavorare in famiglia. E di lì è iniziato il percorso, scoprendo anche poi che il nostro è un lavoro apparentemente poco creativo, perché tutti i giorni noi ci troviamo ad affrontare qualche cosa di abbastanza ripetitivo, come la coltivazione o la produzione la coltivazione dell'uva, la produzione di un vino, e dove la creatività la mettiamo nei momenti di estremo bisogno, tipo quest'anno che non ha smesso di piovere, l'anno scorso che invece non ha fatto un attimo di pioggia, e quindi certo. La creatività del produttore di vino si vede in queste situazioni. Però è anche vero che il vino è una componente di un bellissimo racconto dell'Italia che rende orgogliosi noi italiani e ci rende amati in tutto il mondo, e quindi come il cibo, il vino, la moda, la cultura, quindi l'arte, la scrittura, anche un produttore di vino poteva investire in cultura e raccontare il suo prodotto, il suo territorio attraverso qualche cosa che apparentemente era lontanissimo, e quindi abbiamo iniziato a raccontarci in questo modo. Bisogna veramente riconoscere e ricordare come la Cappella delle Brunate o Cappella del Barolo sia poi veramente entrata nel paesaggio, un simbolo del paesaggio, e quindi l'arte contemporanea è diventata un segno fisico nel paesaggio delle Langhe. Quindi il bene che si cercava per il territorio è arrivato veramente a un livello forse molto più alto di quello che tu potevi desiderare e aspettare, quindi vive di vita propria, nel certo. senso che qualcuno l'ha inserita su Wikipedia, ma dei profili Instagram ogni tanto, ma addirittura nel 19, quando abbiamo festeggiato i 20 anni invitando David e la vedova di Sol, la prima cosa che lei mi ha detto è: non ci posso credere, perché logicamente lei monitora da lontano quello che succede, ed è probabilmente l'oggetto più visitato di questo grandissimo artista, che a me fa ridere, perché pensare che le opere di Sol sono esposte in alcuni dei maggiori musei d'arte contemporanea al mondo, poi però quasi ogni piemontese ha una foto sul suo profilo Instagram con un paesaggio meraviglioso, perché c'è da dire che lì la componente vincente è il connubio tra un territorio che è bellissimo, tant'è che appunto l'UNESCO l'ha riconosciuto come patrimonio, e poi questo oggetto che non ti aspetti, ancora di più in una vigna di Barolo, dove, se voi pensate a Barolo, se vi chiedessi di dirmi un aggettivo riferito alla parola Barolo, colore no, contemporaneo no, vi vengono in mente cose un po' più serie e un po' più classiche, esatto. Certo, di tradizione. Esatto. Da questo punto di vista siete anche, almeno nel mio immaginario, controtendenza rispetto all'arte contemporanea. Sì, allora, premesso che per noi quel territorio nello specifico è fondamentale, perché comunque noi viviamo di un prodotto che può crescere solamente lì.
abbiamo iniziato a ragionare proprio sul tema di come raccontarlo e come permettere di dare delle prospettive diverse. Vero è che nel 99, quando la chiesina è stata inaugurata, le Langhe non erano minimamente paragonabili nel percepito degli italiani, ancora di più degli stranieri, rispetto a quello che sono adesso. Io mi lamentavo del traffico in entrata in Torino, ma provate a venire a farvi un giro nelle Langhe ultimamente, in questo periodo dove tra vendemmie e tartufi l'invasione dovevano essere solo scoperte. Noi abbiamo aggiunto un contenuto, perché poi l'attrattore principale proprio per quelle colline sono i grandi vini e quindi le cantine e i grandi ristoranti, però allora, innanzitutto la maggior parte delle persone ormai non riesce a sedersi un pranzo, una cena, e che pranzi e che cene, perché per fortuna si mangia benissimo mediamente ovunque. Sì. E comunque in quell'oretta, l'oretta e mezza tra un ristorante e l'altro, magari lo vuoi riempire facendo qualche cosa. Le cantine per fortuna si sono anche attrezzate, per cui allora, pensate che nel 2009, quando noi abbiamo aperto alle visite la cantina, eravamo tra i primi. Prima del 2009. Stai parlando di tenuta Monsordo Bernardina. Monsordo, dove poi sì, ci è scappata la mano anche con l'architettura, quindi però 2009 questa struttura aperta per accogliere i turisti, e noi ci troviamo tutti gli anni ad avere circa 10.000 persone e dire di no a almeno 30.000, che sono numeri che a voi magari significano poco, però se pensate a una famiglia come gli Antinori nel Chianti Classico, quando hanno aperto l'Ammiraglia, che a 20 km da Firenze, non da Alba, quindi a Firenze, accolgono 30.000 persone all'anno, ti fa capire come il percepito delle Langhe sia cambiato. E comunque anche il pubblico che raggiunge le Langhe è un pubblico che mediamente gira, vuole degli stimoli, non vuole solo mangiare e bere, vuole anche altre cose. Noi non potevamo farlo con un'arte del passato, perché siamo in Piemonte, sapete bene la storia del Piemonte, non ha avuto i medici, o comunque non ha avuto un rinascimento come c'è stato in altre parti dell'Italia, per cui l'eredità dei nostri avi, noi non possiamo vivere sull'eredità dei nostri avi, quindi abbiamo cercato di costruire qualcosa di contemporaneo. Poi sinceramente i produttori di vino sono persone che sanno stare volentieri intorno a un tavolo a chiacchierare. Gli artisti sono persone straordinarie, quindi in realtà noi siamo collezionisti di esperienze, e anche il criterio con cui collezioniamo, o più che collezionare commissioniamo delle opere, va sinceramente sulla simpatia, perché ci piace conoscere l'artista, coinvolgerlo. Innanzitutto, se coinvolgi qualcuno a realizzare qualcosa assai specifico, ti deve conoscere, quindi diventa qualche cosa di anche di più profondo e amichevole. Sì, esatto. Io volevo ricordare, hai parlato prima di architettura, ci sono delle opere che avete realizzato e che molti di voi visualizzeranno se le nomino, cioè l'Acino, che appunto è alla tenuta Monsordo Bernardina, del Ceretto, e poi il cubo di vetro che è a Briccorocche, Falletto, dove intorno lì c'è un connubio di arte e architettura, perché poi lui è albese ed è un carissimo amico, però in quel caso abbiamo coinvolto Valerio Berruti per realizzare un'opera anche lì.
Quindi ci siamo resi conto che veramente un intervento sul territorio funziona molto di più che una mostra, pur avendo fatto negli anni delle mostre anche con artisti decisamente interessanti. Volevo chiederti dei nuovi arrivi, cioè di queste due opere in particolare di cui ho visto pubblicata una fotografia di Francesco Clemente, che sono arrivate alla famiglia Ceretto, e ti chiedo di raccontarle per chi non avesse avuto occasione ancora di... Francesco è entrato nel nostro mondo nel 2007 perché quando abbiamo aperto, noi abbiamo anche dei ristoranti, uno un po' particolare che è un 3 stelle Michelin, dove già anche il cuoco è un artista, però per non farci mancare nulla nell'arredo del ristorante abbiamo commissionato a Francesco Clemente la volta di una delle stanze. E siamo entrati subito in sintonia. In realtà abbiamo adottato tutta la variegata e variopinta famiglia Clemente, tant'è che poi comunque Francesco con Alba, sua moglie, vivono a New York. Noi tutte le volte che andiamo a trovarli come se fossero gli zii d'America, e questo ci ha aperto altri contatti, perché poi il mondo dell'arte, esattamente come il mondo del vino, sono piccoli ed è un grande passaparola. Se hai minimamente intenzione di fare qualche cosa, bene o male trovi qualcuno che ti ascolta e che puoi coinvolgere. Quindi con Francesco è già dal 2007 che facciamo delle cose, in una mia vita parallela da produttrice di vino, perché anche lì sabato e la domenica che cosa fa un produttore di vino? Produce altro vino. Quindi con mio marito produco Altalanga e abbiamo chiesto a Francesco di realizzare un'etichetta un po' particolare che non ha di nuovo niente a che fare con una bottiglia di vino, ma non importa, ci piaceva. E in tutto questo arriva un giorno una sua telefonata e ci dice: vorrei fare 2 sculture, cosa ne pensi? Ho detto: ma non lo so, me le stai proponendo, me le stai vendendo, cioè parliamone. Morale, ci fa vedere nel piccolo un'idea, 2 oggetti bellissimi che poi noi che lo conosciamo immediatamente abbiamo pensato al soggetto, chi potesse essere, ed effettivamente era quello. E morale, gli abbiamo commissionato queste 2 opere che sono in questo momento parcheggiate. Ah, ok, quindi... Allora, verrà cambiato il luogo perché verranno messe all'entrata di un nuovo ristorante che apriremo proprio vicino alla chiesina di Solliuit, perché nel tempo ci siamo resi conto che quel luogo era talmente amato ma talmente abbandonato che necessitava di uno spazio dove chi faceva 20 minuti a piedi certo, per vederlo almeno potesse avere un bicchiere d'acqua, perché se lo fai in autunno è una cosa, ma se lo fai ad agosto con 40 gradi, noi che andiamo in macchina, perché possiamo arrivarci in macchina a vedere tutta sto pellegrinaggio di persone, non ti faceva così piacere. Quindi lì metteremo anche queste 2 bellissime sculture che non sono mezzo metro di altezza, ma sono 4 metri e mezzo, che rappresentano sua moglie, un po' tra l'arrabbiato, no, sono veramente 2 opere bellissime, in attesa sempre di riuscire finalmente a inaugurare sta benedetta torre a Vezza d'Alba, dove lì veramente sarà di nuovo un oggetto di pellegrinaggio, un po' come lo è stata e lo è ancora adesso la cappella, che per i prossimi 2 anni è un po' in stand by, nel senso è nascosta dietro a un enorme cumulo di macerie, ma perché abbiamo dovuto distruggere un
bruttissimo oggetto, l'architettura può produrre anche bruttissime cose e quindi adesso è un po' sacrificata. Pensando a tuo papà e tuo zio Bruno e Marcello Ceretto, che quando andavano in giro per il mondo a raccontare il territorio, prima di parlare dei vini e del tartufo, parlavano dei tesori delle eccellenze del Piemonte, citando per esempio Pininfarina, citando Giugiaro. Ma sai, se produci qualche cosa di estremamente territoriale come i nostri vini, obiettivamente devi raccontare da dove arrivano e raccontare una storia, far innamorare le persone di quello che produci. Quindi innanzitutto, ma l'ho provato anche io sulla mia pelle, le prime volte che andavo a descrivere i prodotti della mia famiglia, la gente ti guardava con dei punti interrogativi negli occhi, perché se tu parlavi di Piemonte, parlavi di Alba, parlavi delle Langhe, non avevano la più pallida idea neanche di un luogo geografico. L'Italia bellissima, ancora adesso comunque funziona abbastanza così. All'estero sanno esattamente dove Roma, dove Firenze, dove Venezia, Milano perché ci atterrano. La fortuna di chi vende vino è che per fortuna gli italiani sono andati tanto all'estero e tanti hanno aperto dei ristoranti, ma non arrivavano mai dal Piemonte, quindi ti trovavi paradossalmente tante volte a delle cene dove ti parlavano in quello che loro erano convinti fosse una lingua italiana e invece ti parlavano in siciliano, in calabrese, e tu preferivi quasi che ti si rivolgessero in inglese perché non conoscevi il loro dialetto. Quindi c'erano dei prodotti che sono serviti tantissimo perché erano già conosciuti a livello internazionale ed erano particolarmente amati, e immancabilmente legandosi a qualcosa di conosciuto riuscivi ad avere l'attenzione della persona che avevi davanti a te. Quindi sì, adesso un po' di meno, perché adesso il Barolo, bene o male, se uno frequenta i ristoranti lo trova dappertutto. Il tartufo ha anche un gioiello prezioso che comunque ti apre tante porte, quindi adesso è un po' più semplice la cosa. Ecco, ma perché non vieni un po' di più a Torino, fai qualcosa anche qua? No, vabbè, lasciamo Che già stai perdere. facendo. Che già stai facendo, però Troppo. perché secondo me c'è bisogno un po' di... Io ho dici un po'. scoperto un nuovo incarico da aprile e sono passata da non frequentare più Torino perché mio marito è di Milano, abita a Milano, quindi mi sono un po' più Sei orientata passata su dall'altra Milano. parte, da Milano. Da aprile sono ritornata praticamente ogni settimana, domani sono di nuovo qua, poi vabbè, questa è una settimana particolare, Certo. non lo sto a dire a voi, però diciamo ultimamente la sto frequentando un po' troppo Torino. Sono contenta perché io ho un ricordo di Torino legato all'università ed erano periodi diversi, perché comunque erano gli anni, metà degli anni 90, ed era una Torino completamente diversa. Ci sono state varie fasi. Io vengo dalla provincia e quindi siamo abituati a dover andare a cercarci il divertimento. Io vedo una città come Torino sempre come un grande parco giochi, perché avete delle cose meravigliose e probabilmente siete troppo ben abituati perché ce l'avete troppo in Sì, sì, prossimità. Però è una città bellissima, ha un'architettura meravigliosa, ha dei musei straordinari. Tra l'altro non so se è stato uno strano allineamento astrale, Sì. ma sono entrati nuovi direttori che sono pazzeschi. I nuovi direttori che sono arrivati a Torino nei musei principali sono persone straordinarie, quindi nei prossimi anni vi regaleranno delle cose bellissime. E certo, perché adesso e poi devo- c'è un mucchio di cose da fare. Cioè, a me piace andare a cercare, io vivo per organizzarmi il vuoto del tempo libero, non mi piace stare ferma, mi spaventa
spaventa il silenzio e il vuoto, per cui una città come Torino io non starei ferma un secondo. Vabbè, è talmente un cavallo di battaglia dei Ceretto il Blanchet che abbiamo avuto il piacere di degustare questa sera, che ci hai fatto Lui è lo assaggiare. sponsor, Esatto, tutto quello però- che facciamo con l'arte è pagato da quelle bottiglie. Ed è curioso perché comunque la sua storia che nasce negli anni 80. La prima vendemmia è stata l'85. Esatto, e in qualche modo nel nome richiama la Francia, e questo spiega anche molte cose di un certo spirito di Ceretto. Allora, dal punto di vista enologico è inutile nasconderlo, l'hanno iniziato intorno all'anno 1000 a fare delle cose, e quindi non c'è nulla di quello che facciamo noi adesso che è nuovo rispetto a quello che loro hanno già scoperto un millennio prima. Bisogna saperlo riadattare su un territorio che è molto diverso da loro, quindi sì. Va bene, allora io, visto che è arrivata un po' trafelata, adesso chiaramente ti lasciamo godere anche qui del Carlina Bar and Restaurant, della nostra atmosfera. Chiaramente prima però ti dobbiamo ringraziare tantissimo No, grazie di essere a voi. intervenuta qui al nostro salotto. Ringraziamo Grazie. chiaramente anche il pubblico di essere intervenuto, ringraziamo Maura Banfo che è intervenuta prima, e vi diamo l'appuntamento, Guidino? Il 27 di novembre ci sarà una persona che sicuramente Roberta conosce, perché avremo ospite Guido Arari, fotografo che ha fatto la storia della fotografia musicale con Anche lui Albese d'adozione. di Alba, dove ha aperto una galleria che si chiama Wall of Sound, ed è l'autore di scatti che sono entrati appunto nella storia, da Patti Smith, che Roberta ha avuto il piacere di conoscere molto bene, a Lou Reed, Laurie Anderson, Fabrizio De André. Le fotografie più belle della storia della musica rock e non solo le ha scattate Guido Arari, e il 27 di novembre sarà qui al Salotto di Si è Mano. anche bastato a scattare foto alla mia famiglia. Ok, Allora glielo chiediamo poi il 27. esatto, com'è il andata. Ceretto al completo. Va bene, grazie ancora a Grazie a Roberta Ceretto e grazie a Maura Banfo. Grazie a tutti voi, alla prossima. Buona Vado serata. con la sigla. Vado. Corto, corto. Il salotto di Mao.